Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Frascati, con l'aiuto dei carabinieri del gruppo di Frascati e di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri su richiesta della Procura nei confronti di 5 persone, di cui 3 già detenute, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di 10 rapine e furti in abitazione. L'indagine è l'esito di una serie di mirati controlli eseguiti dai carabinieri, coordinati dall'autorità giudiziaria, finalizzati al contrasto di questi reati specifici, già attenzionati e finiti sotto la lente in ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Lamberto Giannini. Il gruppo criminale è stato individuato come una delle batterie attive nel comune di Grottaferrata e nella capitale, dedita a rapine e furti ai danni di persone molto anziane ed indifese, che si sentivano al sicuro nelle loro abitazioni. Le investigazioni hanno permesso di raccogliere elementi indiziari in merito all'operatività di una stabile struttura organizzativa formata da più persone tra loro vicine ed ognuno con un ruolo ben delineato, che seguivano un preciso modus operandi. Alcuni si occupavano di individuare le zone dove operare, selezionando gli obiettivi da colpire, altri invece erano gli esecutori materiali dei colpi. Le misure nei confronti delle persone in stato di libertà sono state eseguite in un campo nomadi della periferia di Roma.